Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Oggi non siamo nel duetto studio di Bassano Grappa, ma siamo in spiaggia, siamo al mare a Cesenatico. Vi avevamo già anticipato questa mega puntata dedicata alla Nove Colli, la gran fondo italiana più importante appunto nel nostro continente. Anch'io da Cesenatico vi saluto e vi auguro una buona visione di questa bellissima puntata sulla Nove Colli. Grazie Ilenia, tu alla spiaggia, soprattutto complimenti visto che sei campionessa italiana di triathlon per quanto riguarda i giornalisti, bravissima. Noi qua in studio per commentare quello che veramente è difficile da commentare. Bisogna essere a Cesenatico, bisogna essere a Nove Colli per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Decine di migliaia di persone che si fanno comunità, oltre 13.000 iscritti ed è quello l'humus dei ciclisti, ma soprattutto tanta gente che viene insomma ad assaporarsi veramente qualcosa di incredibile, qualcosa di inenarrabile. Non basterebbero 8 ore per fare un documentario, per andare a sezionare veramente tutte le emozioni che si respirano sin dalle prime ore della mattina. Pensate, una pioggia torrenziale non ha tenuto distanti assolutamente i corridori. Questa è veramente una delle gare che crea la leggenda. 50 anni la Fausto Coppi, 45 anni la Nove Colli. Insomma, complimenti. Intanto con Alessandro Spada, che è il presidente di questo sodalizio, io posso dire da cronista, complimenti, perché bisogna venire a Cesenatico per capire l'accoglienza cosa vuol dire e cosa vuol dire intanto mettere una mise en place del genere. Io ringrazio e anche a nome di tutto Cesenatico, di tutta la Fausto Coppi e del comitato della Nove Colli. Noi qui in Romagna siamo abituati ad ospitare tante persone, è nel nostro DNA e qui l'abbiamo fatto vedere, è l'eccellenza probabilmente degli eventi in Romagna. L'abbiamo esportato, è un modello che abbiamo esportato in tutto il mondo, quello delle Gran Fondo, siamo stati i primi, i miei predecessori, qui c'è proprio Arrigo, hanno inventato questo nuovo modello, la Gran Fondo, e ovviamente la Gran Fondo è solo una cartolina, diciamo, la Nove Colli è solo una cartolina, perché poi negli 8 mesi dell'anno parecchi cicloturisti da tutto il mondo invadono le nostre strade, le nostre salite, i nostri percorsi e provano le salite, guardano i nostri borghi medievali e assaggiano ovviamente i nostri prodotti dell'enogastronomia e per prima la piadina romagnola. E qua quando dici piadina romagnola si dice tutto. Mandiamo subito la prima clip per entrare nel vivo della Nove Colli. Proprio la copertina della vigilia, il servizio è di Christian Bon. Cause you're a sky full of stars. Alessandro Spada, il tempo non vi sta aiutando, ma questa è la vostra grande festa, un anno ricco di ricorrenze. Sì, quest'anno è il cinquantennale della Fausto Coppi, il nostro sodalizio che da ben 50 anni appunto porta avanti tante attività, è partito come gruppo cicloturistico, e poi successivamente è diventato centro CAS e ha un settore giovanile molto fiorente che porta appunto avanti da circa 40 anni. Abbiamo creato questi eventi che il più grande ovviamente è la Nove Colli,
che portiamo avanti da 45 anni. Anche questo siamo arrivati a un bel traguardo, appunto 45 anni, e la storia della Gran Fondo è stata la prima Gran Fondo, ci siamo inventati questa nuova formula, abbiamo inventato il cicloturismo soprattutto in Romagna. Matteo Cecconi, tu una 9 Colli l'hai vinta, correva l'anno 2013, che cosa si prova a vincere questa manifestazione? Ma vincere questa manifestazione è un'emozione bellissima, ancora oggi sono passato per la terza volta sotto l'arrivo e mi torna ancora la pelle d'oca, perché comunque arrivare con questo vialone di arrivo davanti a tante persone è un'emozione fantastica. I wanna be in your arms. Cosa rende la 9 Colli unica? Ma la 9 Colli la rende unica il percorso, le 13.000 persone, l'organizzazione, tutto quanto il complesso la rende unica questa manifestazione. Igor, domani partiranno in 13.000, tu sei uno dei pochi che può arrivare davanti. Cosa significa la 9 Colli dal punto di vista agonistico? Ma sicuramente è un gran traguardo e per tutti gli appassionati una grossa manifestazione, quindi logicamente tutti hanno il desiderio di poter concludere una gara facendo una buona prestazione. Che percorso dovrete affrontare domani? Ma il percorso, la prima difficoltà è il chilometraggio, sono 200 km, sono quasi 4.000 metri di dislivello, quindi logicamente bisogna stare attenti a non spendere molto e cercare di stare davanti il più possibile. Tantissimi gli eventi collaterali a partire dalla 9 Colli Running. Sì, la 9 Colli Running che è partita a mezzogiorno e i primi arriveranno domattina, prima che arrivi solitamente il percorso corto della 130 in bicicletta. E gli altri eventi collaterali, c'è il cicloevento che si sta svolgendo, il nostro 9 Colli Bike Show, soprannominato quest'anno perché con le evoluzioni della Pump Track e la partecipazione della Pullman azzurro della polizia, la Lamborghini stessa della polizia, poi la clinica mobile del dottor Costa, anche quella una bella presenza per noi, partirà la randonnée questa sera alle 18 e alle 17:30 la premiazione dei fedelissimi della 9 Colli, coloro che hanno fatto oltre 15 partecipazioni, in più le squadre più numerose con maggiori iscritti alla 9 Colli. Qui siamo alla mini 9 Colli Sportful, l'abbiamo annullata perché le previsioni non erano promettenti, in questo momento c'è un raggio di sole, per fortuna credo sia venuto fuori proprio grazie ai bambini. Aspettiamo l'alba di domattina, ore 6, partenza, sicuramente emozionante, come dico sempre io, sarà come il concerto di Vasco Rossi. Solo per passione vi aspettiamo tutti, ore 6 alla partenza di domattina, e poi vi aspettiamo all'arrivo, dove qui ci sarà l'Oktoberfest di Cesenatico, perché birra, piadina e salsiccia a volontà per tutti, quindi mi raccomando, l'importante è arrivare.
Ben rientrati in studio amici di Scratch e soprattutto appassionati di ciclismo, in questo caso appassionati di gran fondo. Io voglio subito chiedere una domanda al responsabile della comunicazione, quindi Andrea Agostini. Ma è vero che qua le iscrizioni si fanno e dopo 18 minuti ci avete già il pieno? Inizia come sta leggenda? Ma sì, è vero, fortunatamente è assolutamente vero, inizia con un percorso che porta a fare di questa manifestazione un benchmark mondiale per quanto riguarda questo tipo di attività, e negli ultimi anni il porre il numero chiuso probabilmente ha fatto scattare nella testa della gente un meccanismo tale che c'è la rincorsa al pettorale e che negli ultimi anni è diventato sempre più frenetico, portando appunto a questo record del 2014, quindi per le iscrizioni 2015, che ha fatto chiudere le iscrizioni in ben 18 minuti, bruciando più di 10.000 pettorali. Cioè, ma voglio dire, è facile far comunicazione così, oppure è stato difficile prima? O cosa c'è di alchimia? Perché qua io non sapevo esattamente di cosa stessimo parlando. Io mi concedo il lusso di essere appassionato di ciclismo, ma fin quando non sono venuto qua a Cesenatico forse della passione non conoscevo ancora nulla. Ma guardi, sarebbe molto facile adesso assumersi in realtà meriti che non ho, nel senso che comunque come qualsiasi alchimia vincente fatte di varie piccole parti, e tutte le parti sono coincise verso un risultato finale che è quello che tutto il mondo vede oggi, che quindi è la Nove Colli, quindi la gran fondo più antica e più famosa del mondo, che come diceva il nostro presidente prima ha inventato un sistema. Prima ha inventato il sistema del gran fondo, poi ha inventato il sistema del cronometraggio e oggi ha confermato e sta confermando che la passione è il motore vero e unico che può spingere verso questi grandissimi risultati. Quindi direi che il merito è di tutte le persone che questi ultimi 50 anni, 45 per la Nove Colli, hanno lavorato verso questo prodotto finale. Benissimo, allora teniamo ancora palpitanti gli amici, perché alla fine faremo vedere un grande documento, come al solito targato Zappacenere, e quindi sicuramente l'ora del ciclismo ci sarà con questa bellissima Nove Colli. Ma lanciamo una piccola clip, un piccolo contributo della Bike Race esordienti allievi Open Donne da Montignoso Massa. Il servizio è di Stefano Masi. Secondo successo stagionale per Arianna Fidanza, che fa suo anche il trofeo Oro in Euro Memorial Elisabetta Colli, disputato domenica pomeriggio a Montignoso di Massa con l'organizzazione della Montignoso Ciclismo. La vincitrice ha regolato in volata un drappello di 5 atlete. Insieme alla Fidanza erano presenti Lara Vieceli, Alice Maria Azzuffi, Evelina Zibiak e Dalia Muccioli. Il replay dello sprint ci mostra il netto successo dell'atleta in casacca Ale Cipollini Galassia, mentre le immagini di questo momento ci mostrano il drappello che è uscito sulla salita della fortezza di Montignoso e che poi si è giocato allo sprint il successo, dove ha emersa l'atleta della Ale Cipollini Galassia, Arianna Fidanza. Ed allora andiamo a ascoltare le sue parole. Secondo successo stagionale per Arianna Fidanza, abbiamo visto uno sprint dove non hai avuto veramente problemi. Sì, diciamo che sapevo di essere la più veloce del gruppetto e ho preso la testa e poi ce l'ho fatta vincere. Anche perché mi sembra che Dalia Muccioli ti abbia fatto un grande lavoro nel finale. Sì, voleva partire all'ultimo chilometro, poi ha visto che le altre ragazze non gli hanno lasciato spazio e allora si è messa a disposizione mia. La devo ringraziare molto perché abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Nella stessa giornata si sono svolte le prove riservate alla categoria donne esordienti e dalla categoria donne allieve. Tra le allieve il successo di Jessica Raimondi in solitaria della Reatù Factory Team davanti ad Ilaria Biondi della stessa formazione, terza Giada Capobianchi della Cicli Fiorin Cycling Team, quarta posizione per Francesca Montefiori e quinta per Anastasia Carbonari. Successo in solitaria quindi per Raimondi, che ha colto il successo. Andiamo ad ascoltare le sue parole alla termine della corsa. Grandissimo finale, un tentativo di fuga isolata, veramente ci credevi di questo successo?
Sì, sono partita, visto che ho preso subito tanto margine, so che mancava molto all'arrivo perché sono partita ai meno 7 circa, ci ho dato tutto, le moto mi dicevano comunque che avevo un buon vantaggio sui 25 secondi e ci ho dato tutto fino all'arrivo e ce l'ho fatta. Tra le ragazze esordienti invece l'epilogo allo sprint con la vittoria per quanto riguarda la classifica assoluta e la classifica esordienti donne secondo anno di Sofia Collinelli davanti a Giorgia Catalzi e Asia Piccinini, mentre tra le ragazze del primo anno la vittoria è andata a Letizia Brufani del gruppo sportivo Lu Ciclorone. La vincitrice Sofia Collinelli milita nella Rear 2 Factory Team. Le parole della vincitrice. Sì, è già la quarta vittoria per me e sono veramente felicissima perché l'abbiamo combattuta fino alla riga e c'è stata anche una caduta, però per fortuna non era dalla mia parte e diciamo che niente, sono arrivata insieme alla seconda Quando è iniziato lo sprint? Allora, subito dopo il ponte hanno iniziato le squadre ad organizzarsi e a partire pian piano. La volata è partita molto lunga e infatti ce la siamo giocati fino all'ultima. I radiocomandi RAM Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. A RAM Device i controlli di sicurezza sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca. Codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi RAM Device sono insuperati per designer ed ergonomicità. RAM Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici, cingolati ed automazione di ogni genere. RAM Device, impulsi d'autore. Good morning, I'm Björn Leukemans. I'm Nuova Camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori e mezzi speciali per disabili. Nuova Camper Marostica, serietà e affidabilità in un mix di professionalità, eccellenza e competenza nella costruzione del tuo camper. La Nuova Camper Marostica controlla gratuitamente il tuo impianto a gas, curato da professionisti autorizzati. La Nuova Camper Marostica la trovi a Sandrigo, in provincia di Vicenza, via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it.
Ben rientrati in studio, amici sportivi. E beh, la memoria, insomma, quando mi viene in mente la Romagna, l'Emilia Romagna, mi vengono in mente veramente le fasi culminanti. La vera cultura italiana parte dal centro, da questo luogo, dove la memoria è ancora una roccaforte, dove il presidente onorario è il signor Arrigo Vanzolini. Lei ha lasciato il testimone a questo bravo presidente, ma voglio dire, qualcosa avrà fatto pure anche lei. Io ho fatto la prima edizione, che è già molto importante, insieme ad altri 16, cioè eravamo in totale 17, il 20 di maggio del 1971 siamo partiti e abbiamo compiuto quasi tutto il percorso, escluso uno, e di lì è nato questa manifestazione che ci ha portato ad oggi ad arrivare ad un altro numero della Cabala, il 13, seppur seguito da 3 zeri, che vuol dire 13.000. Ma voi avete anche in seno dei corridori in questa società, oppure vi occupate soltanto dell'organizzazione? Se avete dei corridori? Il settore giovanile abbiamo con i giovanissimi e gli esordienti. Anni indietro siamo arrivati fino agli juniores, nei momenti in cui correva un grande, una leggenda del ciclismo che era Marco Pantani. Lo ricordiamo tutti e lo ripresenteremo prima della Nove Colli. Adesso ci trasferiamo a Ponte di Piave, Negrisia, proprio per rilanciare quello che è un po' tutti hanno nel cuore, i giovani, esordienti, donne e quindi allieve donne, una giornata tutta in rosa da Negrisio, quindi la linea va a Gianni Dal Santo e a Matteo Buso. Ci siamo dunque, siamo a Negrisia di Ponte di Piave, organizzazione sportivi del Ponte. D'altronde ce l'aveva detto Matteo Buso che tra amici ancora lo scorso anno, mentre si smontavano le transenne, avevano già in mente di fare questa manifestazione. Tanto vediamo Camper Marostica con lo studio mobile, quindi oggi si parla anche di solidarietà. Abbiamo avuto qua ospiti in studio proprio Paola Roma, sindaco di questa deliziosa cittadina, e Manuela Tonon, responsabile appunto di questa associazione. Foglio di partenza, abbiamo detto, categorie esordienti al via alla punzonatura e poi di seguito avremo le allieve in questo bel tracciato che è stato veramente estrapolato tra i vigneti, chiaramente, dei vini del Piave. Tutti in pompa magna lì le ragazze, una doverosa copertina questa per quanto concerne tutte le squadre, la ciclistica bugliese, la Luc Bovolone, la Libertas Corcella, poi abbiamo la GS Andrea, Young Team Arcade, il Bibione, poi abbiamo la Liceo Group Giorgione, la Mendelspec, Industria Fornitura Morio Viotto, la Pedale San Vitese, poi abbiamo il team femminile del Trentino, la William Breganze, Top Girl Falsa Bortolo, Torre Vicenza Pink Bike con Scio Pedale del Stile, Scuola Ciclismo Vo, Coppi Montecchio Precalcina e il Veloce Club Città di Marostica. Una bella giornata, una finestra di bel tempo dopo una settimana tormentata. D'altronde qui Gianni Dal Santo ha avuto fortuna, mentre noi a Cesenatico abbiamo avuto la fortuna di una visualizzazione d'insieme. Tra poco vedremo le immagini veramente importanti della Nove Colli, ma una giornata veramente da tregenda. Qui invece un bel sole fa capolino sulla bella località di Ponte di Piave, quindi località Negrisia. Abbiamo detto organizzazione, qua abbiamo sugli scudi non soltanto Matteo Buso ma anche Mirko Barattin, tutto in gruppo. Chiaramente sono molto coperte le ragazze esordienti, non c'è battaglia nelle prime pedalate, è giusto che sia anche così, prendono confidenza con il tracciato, mi pare che sia stato un tracciato di circa 5 km e 500 metri da ripetersi più volte, tutte molto circospette, nessuno vuol prendersi la briga di poter tentare la fuga. D'altronde è un tracciato molto molto piatto, però chiaramente con le curve e ricurve
diventa un tracciato tecnico. Molta gente, d'altronde il trevigiano ci insegna questo, la grande passione per le due ruote, portano tanta gente, e poi quando si tratta di ragazzi e ragazzine i genitori la fanno da padrona ai parenti tutti e ai tifosi. È già volata veramente alla Giro d'Italia, tutte in gruppo le ragazze, se la stanno giocando negli ultimi 200 metri, dove vediamo proprio sulla sinistra Camilla Alessio della Conscio Pedale, che vince con una pedata esorbitante su Crestanello Lara della Torre Vicenza Pink Bike, segue Elisabetta Zanotta, poi abbiamo Gaia Soave del Luc Bovolone, Emma Faoro, anche questa una ragazza che va molto bene nel ciclocross. Questo intanto è il podio con Alessio Camilla, Crestanello Lara e Zanotta Elisabetta. Sì, è stata una gara difficile, però insomma sempre una soddisfazione. Pensavo ci fossero più fughe, però fortunatamente non sono andate via. Fasi che portano alla punzonatura, al foglio di partenza delle allieve. Quindi qua abbiamo chiaramente tante belle maglie, tanti bei nomi, uno su tutto un team del Breganze, dove vediamo oramai tra le elite, oramai si può dire tra le professioniste, una Sofia Beggin che proprio qui ha mosso i primi passi. Ancora una bella foto d'insieme, ancora Manuela Tonon insieme al sindaco. Ecco, strappiamo una parola veramente di gioia per Paola Roma, la quale è stata a fianco tantissimo degli organizzatori. Guardate, non è una vena polemica la mia, però qua quando un sindaco, quando un amministratore vuol fare sistema riesce. Non so, a tutti voi vi è capitato sicuramente in questi giorni di vedere tanti volantini di questo o quel candidato. Si sono veramente spesi centinaia di bigliettoni di euro per queste campagne pubblicitarie per votare questo e quello. Poi quando arrivano nel palazzo dei bottoni non ci sono mai soldi per lo sport. Questo credo che bisogna denunciarlo fortemente se vogliamo un cambiamento non soltanto nello sport ma nella vita civile. Quindi risparmiamo ognuno di noi qualcosa e cerchiamo anche di investire nello sport, in queste gare che tanto bene fanno al territorio, ma non soltanto, riescono a portare un po' di gioia all'interno di un paesino come questo di Negrisia. Intanto le allieve sono partite, tanta gioia, tanta reciprocità, abbiamo visto tutte le piazzette di questa località vestite a rosa, perché oggi è una giornata in rosa, ricordiamolo, prima giornata rosa di Ponte di Piave, e quindi bene hanno fatto gli organizzatori a, diciamo così, coinvolgere tutta la cittadinanza, e abbiamo visto che bella visualizzazione prima della partenza di queste gare. Tutto in gruppo. Chiaramente allieve sono un po' più battagliere, sono già un po' più scafate, stradine strette, ma loro hanno già abbastanza nella tecnica della bicicletta per poter sopravanzare e anche, diciamo così, senza tanti problemi andare nella tecnica delle curve. Poi tante di queste ragazze hanno fatto pista, mi viene in mente la Letizia Paternoster, che è una ragazza che ha fatto pista e alla grande, la vediamo con il dorsale numero 23, proprio la Paternoster. Poi abbiamo anche Elena Pirrone, che l'abbiamo vista adesso, della Mendel Speck, la 36 con il 36 è proprio la Paternoster inizialmente. Questa fa ancora la Elena Pirrone, poi c'è un piccolo gruppetto che cerca di distanziarsi, vediamo questa bella visualizzazione. Strada Vini del Piave è un'altra eccellenza, i vini del Piave, hai detto poco, insomma bisogna esportare anche questo, e soltanto lo sport riesce a raccontare e a far vedere le bellezze, le eccellenze della terra. Prima abbiamo visto una bella pedalata della Lünger Franziska, della Mendel Speck, questo è ancora un bel treno che cercano di, vedete come si allunga il gruppo, vuol dire che la media diventa abbastanza importante. Questo è un traguardo volante, vediamo quanto trenano queste atlete, un bel traguardo volante che è passata chiaramente di Alessia Valvason. E ancora adesso siamo nel tracciato, vedete tutti i vigneti. Con il numero 4 abbiamo Bariani Giorgia della Luc Bovolone, seguita dalla 37, l'abbiamo vista in questo momento, e si tratta proprio di Chiandotto Federica. 53 con il dorsale 53 Mariotto Valentina Mariotto, nipote di Mario Mariotto. Ricordiamo che anche loro saranno sugli scudi per quanto riguarda una tappa del Giro d'Italia Donne. Anche quest'anno il Giro d'Italia Donne sarà
veramente avrà molta visibilità anche in Rai, e questo non fa altro che far piacere, perché comunque il mondo rosa ha bisogno veramente di tante informazioni, di tanta attenzione, perché comunque in bicicletta ci sanno andare bene e come. E poi soprattutto ricordiamoci che queste ragazze qua, quando diventano qualcuno, come una a caso, la Bronzini, ma non soltanto, sono coloro che ci fanno un po' brillare gli occhi quando ci sono le competizioni mondiali e olimpiche. Alla fine le donne hanno meno attenzione rispetto ai pari età maschietti, però sono coloro che, avendo pur meno attenzione, danno maggiori soddisfazioni. Quindi potremmo creare uno slogan: meno attenzioni, più soddisfazioni, questo è il mondo in rosa. Con il 47 la vediamo con una bella pedalata, ed è Zanin Carlotta che ha preso il via, ed insieme a Frometa e a Valvason e a Paternoster, leggermente attardata, creano un quartetto che in questo momento però vediamo proprio Frometa e Zanin che stanno dettando i ritmi della gara, ancora con il dorsale 47 leggermente attardate in questo momento, e Zanin Carlotta. Vediamo una bella pedalata questa, stanno cercando di andare d'accordo, perché comunque tentano, diciamo così, tra virgolette, la fuga Faggiano, però è una strada talmente piatta che anche se si vanno via in due si fa fatica a creare quel gap di 2 minuti almeno per poter dire andiamo a farci una volata insieme. Il gruppo sopravanza chiaramente a velocità doppia, quindi crediamo che anche questa fuga, dove vede proprio Leonardo Sofia Frometa lì davanti che tira come una forsennata, credo che non porti grandi cose, però una considerazione va fatta: la potenza della portacolori della Mendelspec. Abbiamo visto questa bella fontana, qua ancora una ragazza della Willier Breganze e della 47, sempre a Zanin Carlotta. Quindi abbiamo Zanin Carlotta, Valvason Alessia e Frometa Leonard Sofia, e questo è il terzetto che si attesta in testa alla classifica, alla gara di questo momento. Manca proprio oramai poco al traguardo finale, si alza sui pedali la Zanin, davanti ancora a tirare è Carlotta Zanin, subito dietro Frometa e Valvason. Si studiano, certo che queste oramai arriveranno all'arrivo sicuramente da sole, non vedremo la volata che abbiamo visto in precedenza che ha riguardato la categoria esordienti. Qua queste sono riuscite a prendere il buco giusto. Intanto vediamo che la Zanin si sta è in metà tra l'Industrial Forniture Moro Viotto e la Mendelspec. Il gruppo è lì, vediamo con la maglia tricolore la Elena Pirrone, più attardata la Letizia Paternoster della vecchia Fontana che non sta facendo gara, però la gara la stanno facendo questo terzetto, ed è proprio Frometo Leonard Sofia della Mendelspec che si aggiudica con una bicicletta e mezza di vantaggio. La seconda piazza è per Carlotta Zanin, Team Willier Breganze, terza è la Alessia Valvason che si è attardata nelle ultime, diciamo così, nelle ultime pedalate. Si aggiudica così la volata di gruppo proprio Paternoster Letizia su Pirrone Elena, Tomasi Laura, Bariani Giorgia, Lucchi Giada, Vettorello Giorgia e Fattori Giorgia. Un complimento agli organizzatori sicuramente, visto il successo. Noi vi aspettiamo il prossimo anno per la seconda edizione della Giornata Rosa del Ponte di Piave. Sofia, cosa ne pensi di questa gara? È una bella vittoria, perché è la prima vittoria in questa stagione, e grazie soprattutto alla squadra che mi ha aiutato dietro a tenere il gruppo, e cioè, è stata una bella azione partita a contropiede del secondo traguardo volante, e siamo riusciti ad andare via in due e poi ci ha raggiunto un'altra compagna. Ben rientrati in studio amici di Scratch, insomma quanta bella gente, e insomma qua veramente oggi abbiamo fatto le cose in grande. Roberto Sgalo, lei è direttore della Cicloturistica, è una rivista? Sì, è la rivista della Nove Colle,
esce 2 volte all'anno, fondamentalmente viene distribuita a tutti quelli che partecipano. Lei lavora sul velluto. Sì, però credo che anche la rivista è diventata un punto importante di riflessione, di discussione, dove vengono presentate anche delle eccellenze, non solo romagnole, ma in termini di ciclismo e di bicicletta. Mi piace sottolineare una cosa, non per autocitarmi, scrivevo nell'editoriale che queste gare, queste amatoriali, non possono essere sporcate da nessuno. Noi della Nove Colli chiediamo a tutti gli atleti di gettare le carte, i prodotti di rifornimento nelle isole ecologiche, chiediamo a nessuno di doparsi. Il ciclismo per troppo tempo è stato additato per essere uno sport sporcato dal doping. Oggi il professionismo ha il passaporto biologico, la federazione ciclistica grazie al suo presidente ha fatto tanto, vale anche per gli amatori. Qui la forza deve essere i muscoli e la testa. Ma e noi basta. siamo d'accordo, ma siamo sicuri che qua abbiamo 13.000 uomini e donne che sono alla fine del mondo e sono tutte pulite? Perché insomma io dico sempre una cosa, qua c'erano 20.000 persone, ho visto 4 poliziotti che si gustavano il loro lavoro senza nessun tipo di diciamo così, rischio da parte loro. Una bella giornata di vacanza per tutti, bambini e non bambini. Però la domanda che le faccio, io dico sempre bisogna avere rispetto del mondo amatoriale. Il mondo amatoriale mi pare che mantenga un ambaradan importante. La tecnica, oggi mi veniva in mente se hanno corso gli amatori e grazie anche a coloro che fanno abiti che vanno bene tutto l'anno. Certo, certo, l'amatoriale, sono loro che pagano. Il ciclismo in genere oggi è uno sport in grande evoluzione, supporta un'economia. Si dice che in tutto il mondo, anzi in tutta Europa, sono oltre i 200 i miliardi che muove il ciclismo amatoriale. Sono tantissimi e credo che questi sia dovuto non solo al mezzo tecnico, all'abbigliamento, a quello che è la ricaduta economica quando si va fuori. Quindi una grande, diciamo, molle economica. Ma ti girano un po' le balle quando li snobbano un po'? Ma io credo che ormai nessuno snobbi più, perché tutti sanno che la vera quantità è fatta quella degli amatori. Sono i 13.000 che comprano le biciclette, comprano le magliette, comprano l'attrezzatura, vivono, soggiornano nei territori, quindi credo che ormai l'amatore sia sempre più un soggetto da blandire, oserei dire, da aiutare, da favorire, perché è veramente un volano di economia. Non per niente è uno dei pochissimi sport in aumento, anche nelle donne e anche nei ragazzi, perché oggi questi 13.000 sono anche un modello per i ragazzi, per i bambini, e credo che questo sia un modo per far salire, far crescere anche i futuri campioni del ciclismo italiano. Bene, non teniamo più sulle spine i nostri amici sportivi, diamo subito il via a quella che è stata la gara secondo me più emozionante, cioè le 2 gare in pratica, il circuito medio e il circuito lungo, anticipata da una breve intervista di Renato Di Rocco, e a me il cuore quando sono a Cesenatico, come diceva giustamente prima il Presidente, va a Marco Pantani. D'altronde, se il ciclismo ha avuto un leader, se il ciclismo ha avuto anche un momento che ha fatto conti anche con i più tiepidi, lo dobbiamo soltanto ad un unico campione, per troppo tempo sfruttato, per troppo tempo sputtanato, e invece io ricordo il Marco Pantani che veniva nei velodromi, un ragazzo splendido che ha fatto innamorare tanti milioni di persone al ciclismo e sinceramente ha fatto innamorare me della sua persona, della sua delicatezza e perché no, anche della sua forza, che era una forza strepitosa. Nove Colli. Una giornata da 300 accoglie i partecipanti alla 45esima edizione della Gran Fondo Internazionale Nove Colli, la regina del Gran Fondo in Italia e nel mondo. Il 2015 è un anno speciale per il gruppo ciclistico Fausto Coppi, la società organizzatrice della Gran Fondo Nove Colli, che quest'anno infatti festeggia i 50 anni di attività dalla fondazione avvenuta nel lontano 1965. Per la ricorrenza il comitato organizzatore aveva aumentato di 1.000 gli iscritti, che avrebbero così raggiunto la storica cifra di 13.000 per l'edizione più numerosa della storia. Purtroppo un vero e proprio nubifragio ha colpito la zona nei giorni precedenti, la mattina stessa della corsa. Comunque sono stati 8.500 i ciclisti che hanno preso il via nonostante le difficilissime condizioni atmosferiche. Al via in prima fila anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco,
Roberto Sgalla, direttore della scuola superiore di polizia, e Cristian Zorzi, olimpionico di sci di fondo, ormai abituato a questa affascinante gran fondo. Pronti a dare il via, eccoci qua con le porte che si aprono allo spettacolo della Nove Colli. Il presidente del gruppo ciclistico Fausto Coppi, Alessandro Spada, ed il sindaco di Cesenatico Roberto Buda hanno ufficializzato la partenza di questa edizione dei record. La temperatura di 12 gradi centigradi, il vento soffia a 13 km/h, l'umidità è dell'88%. Sono le condizioni in cui questi 8.500 ciclisti andranno a contendersi il successo in una, se non la più importante, manifestazione granfondistica sul territorio nazionale italiano. Una peculiarità di questa manifestazione è proprio l'alto numero di partecipanti. La partenza avviene alle ore 6 della mattina, quindi questi ragazzi che vedete adesso in corsa nei primi metri di gara sono sulle griglie sin da prima dell'alba. Uno spettacolo unico, una manifestazione che regala grandi emozioni, una giornata indimenticabile per tutti coloro che hanno voluto esserci, una giornata che sarà ricordata per sempre. Lo spettacolo multicolore della Nove Colli, e visto proprio l'alto numero dei partecipanti, le partenze sono scaglionate e avvengono a distanza di 3 minuti l'una dall'altra, vista l'alta partecipazione degli atleti. Uno spettacolo, quello delle partenze, che non è immediato, si protrae per circa un'ora, quindi anche per il pubblico la grande possibilità di seguire per un'ora intera le partenze. La nostra onboard camera quest'oggi è sulla bici del bravo Matteo Cecconi, effetto ciclismo Fiano Romano, che ha vinto la Nove Colli nel 2013 e lo scorso anno è arrivato secondo. Intanto altre partenze si susseguono, grande spettacolo. Il folto gruppo dei partecipanti alla Nove Colli edizione 2015 calca le strade della Romagna per un'edizione dei record, per l'edizione del 50° anniversario della fondazione del gruppo ciclistico Fausto Coppi. Solo per passione è il motto della società organizzatrice, solo per passione, questa grande passione che anima tutti i partecipanti a questa importante gran fondo, alla gran fondo che ha portato in Italia, sostanzialmente che ha creato in Italia il movimento granfondistico. Non è una semplice corsa, non è una semplice gran fondo, è una vera e propria esperienza per tutti i partecipanti che sono accorsi da tutto il mondo, da tutti i continenti, per poter pedalare in uno scenario stupendo sui 9 colli che caratterizzano questa gran fondo, per poi sfilare sul traguardo di Cesenatico. La partenza continua nelle immagini dall'alto del nostro drone, che ci mostra ancora gli atleti che stanno lasciando la partenza. Intanto ci sono due percorsi: il percorso medio, che prevede 131 km di gara con un dislivello di 1871 metri, che porterà la corsa sui colli Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola e Barbotto, con la divisione dei percorsi a Sogliano al Rubicone. Il lungo invece prevede un percorso di 205 km con un dislivello che arriva a sfiorare i 4000 metri. Oltre ai colli già citati, prevede il passaggio da Monte Tiffi, Perticara, Monte Pugliano, Passo delle Siepi e Gorolo. Intanto saliamo verso Bertinoro per poi affrontare il primo colle della giornata, il Polenta, che misura 8 km di salita con un dislivello di 287 metri, la pendenza media del 3%, la massima è quella del 13, il rapporto consigliato è il 39-24. Abbiamo visto ancora al comando Sanitti insieme ad un altro atleta, mentre Matteo Cecconi con la nostra onboard camera ci mostra le immagini del gruppo inseguitore. Attenzione, dopo la fine della prima discesa qualcosa si muove in testa. Attaccano questi atleti, si tratta di Andrea Gallo, Leonardo Viglione, Paul Pellissier, Daniel Volpe, Matteo Cipriani. Ricordiamo proprio che Matteo Cipriani ha vinto la scorsa edizione del percorso medio della Nove Colli. Questa potrebbe essere l'azione che caratterizzerà il percorso medio, mentre resta più attardato
Matteo Cecconi che ci mostra l'immagine dalla onboard camera. Viste le giornate proibitiva, forse ha deciso di non prendere rischi in questa fase di corsa. Testa della corsa, e siamo, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, sul Barbotto, la salita simbolo della Nove Colli. Leonardo Viglione a fare l'andatura, Matteo Cipriani in seconda, terza posizione per Andrea Gallo. Tratto questo abbastanza impegnativo della salita, ma il bello verrà proprio negli ultimi chilometri di ascesa. Uno spettacolo unico, quello del Barbotto. Tanto Moto2 si è fermata ad un ristoro, lo vediamo bene in queste immagini dove sono fermati gli atleti. Noi incontriamo, mentre risaliamo, anche l'ultra cyclist Omar Di Felice in compagnia della brava Manuela De Iulis. Tratto questo già impegnativo del percorso, con la Moto2 che sta portando le immagini dal cuore della corsa. E adesso con la testa siamo proprio in vista del Gran Premio della Montagna Lunga. Matteo Cipriani della Infinity Cycling Team prova quindi a bissare il successo della passata edizione nel percorso medio. Cipriani, guardate qui come le pendenze siano davvero notevoli. Questi sono i primi atleti, questi sono i migliori. Pensate cosa succede alle spalle di questi atleti. C'è gente che davvero quest'oggi è arrivata qui ed affronterà le pendenze del Barbotto a velocità ridottissime, ma questo non importa, perché la festa è a prescindere dal risultato, la festa è solo per passione, e quest'oggi ce n'è davvero tanta di passione sulla Nove Colli, sui colli che fanno da cornice a Cesenatico, sui 9 colli più famosi del mondo. E siamo al Gran Premio della Montagna del Barbotto con in testa Matteo Cipriani che transita in vetta alla Barbotto, seconda posizione alle sue spalle abbiamo Vignone e Gallo che accusano un ritardo di 30 secondi. Siamo al passaggio invece del gruppo dalla Barbotto, con le immagini che ci mostrano proprio Matteo Cecconi al transito dalla salita più famosa della Nove Colli. Ovviamente allestimenti di primo ordine per quella che è la Gran Fondo più famosa d'Italia. E siamo al passaggio dalla Barbotto con Cecconi che è nato a Roma il 6 febbraio del 1986, vive a Palestrina dove lavora presso Cicli Bortolotto come meccanico. Ha corso fino alla categoria juniores con il gruppo sportivo Artena, cogliendo un piazzamento, ma da 10 anni corre come cicloamatore ed ha raggiunto le 100 vittorie. Ha vinto la Nove Colli nel 2013, il campionato italiano medio fondo nel 2012 e la Gran Fondo Roma Campagnolo nel 2013. Intanto nel tratto in discesa aumenta decisamente il vantaggio di Cipriani, atleta che è nato a Prato nel 1983, ha iniziato ad andare in bici come alternativa al kart ed ha iniziato a correre da master quando aveva 21 anni. Amatore puro, si cimenta principalmente nelle medio fondo, 13 vittorie tra cui il Giro di Sardegna. Intanto siamo al passaggio della divisione dei percorsi con Leonardo Viglione in seconda posizione. Dicevamo 13 vittorie tra cui il Giro di Sardegna, vinto per ben 3 volte, la medio fondo col Nago, ed ha vinto la Nove Colli lo scorso anno. Nella vita ha un'azienda tessile e si allena durante la pausa pranzo insieme ai ragazzi della sua squadra, uniti da una grande passione per le due ruote. Siamo anche alla divisione dei percorsi con Cecconi, delle immagini che ci ha mostrato la onboard camera. Questo invece è Leonardo Viglione del team UXA che insegue in seconda posizione. In testa invece c'è uno straordinario Matteo Cipriani, Infinity Cycling Team, che si appresta a conquistare per la seconda volta consecutiva la regina delle Gran Fondo. Eccolo inquadrato nella nostra telecamera in testa Matteo Cipriani, che sta quindi per abissare questo successo, il successo nella medio fondo, perché questo è il percorso dei 130 km più famosa d'Italia. Sta per raccogliere la vittoria, sta per cogliere ancora un grande successo, e noi con le immagini dal drone sul traguardo, dove nonostante il brutto tempo
tanto pubblico. Siamo nel momento conclusivo, ne approfitta Matteo Cipriani per salutare la nostra telecamera. Matteo Cipriani, Infinity Cycling Team ASD, sta per cogliere la vittoria. Per lui il tempo di gara 3 ore 42 minuti 42 secondi alla media di 35,02 km orari. Ancora modo di scherzare con la nostra telecamera, alza le braccia al cielo per lui, ultimi metri, ultime pedalate in vista del traguardo, spunta in fondo al rettilineo dove le nostre telecamere fisse lo stanno accogliendo, lo accolgono gli applausi del pubblico, l'incitamento da parte degli speaker sul traguardo. Eccolo qua il dominatore dei 130 km della Nove Colli 2015, Matteo Cipriani, che bissa il successo dello scorso anno. Attendiamo la conclusione del secondo classificato, Leonardo Viglione del team UXA, che conclude al secondo posto. Va a conquistare invece la terza posizione Michele Cartocci della Cavallino Specialized. Torniamo sul traguardo di Cesenatico mentre si susseguono gli arrivi. Noi vi ricordiamo i primi 10 del percorso medio. Matteo Cipriani ha vinto per l'Infinity Cycling Team davanti a Leonardo Viglione, e terza posizione per Michele Cartocci. Seguono Luisano Cannizzaro, Andrea Pontalto, Giulio Magri, Simone Orzucci, Francesco Roselli, Luigi Salimbeni, Antonio Camozzi ed Angelo Renga in decima posizione. Questo quindi l'epilogo del percorso medio, ed arriva adesso anche la prima delle atlete femminili, quindi Chiara Ciuffini dell'Infinity Cycling Team coglie il successo tra le ragazze. Per lei quindi la doppietta, per la sua squadra la doppietta insieme al successo di Matteo Cipriani. Seconda posizione tra le ragazze nel percorso medio per Serena Gazzini della Carraro Team Trentino Ale, terza Olga Cappiello del team De Rosa Santini, quarta Barbara Anita Manzano, quinta Benedetta, sesta Tonilelli, settima Palombo, ottava posizione per Corina, nona Rossette e decima posizione per Barbara Zamboni. Questo è il replay dell'arrivo vittorioso di Chiara Ciuffini e del podio per quanto riguarda la categoria femminile nel percorso medio. Eccola sul secondo gradino del podio Serena Gazzini, mentre già salita Olga Cappiello del team De Rosa Santini, ed è il momento di applaudire sul gradino più alto del podio Chiara Ciuffini, Infinity Cycling Team. Ricevono il trofeo che spetta a coloro che salgono sul podio della Nove Colli. Questo è il podio quindi del percorso medio per quanto riguarda la categoria femminile. I fiori che spettano ovviamente alle prime tre classificate. Noi tra non molto torneremo in corsa con le immagini del percorso più lungo, la 200 km più famosa del mondo, la Nove Colli, e lì i colli saranno davvero 9 da scalare. Nel frattempo le immagini del nostro drone ci mostrano il passaggio di altri atleti sul traguardo. Torniamo in corsa con la nostra Moto2 che sta attraversando Mercato Saraceno. Siamo nei pressi della salita del Barbotto, stiamo risalendo ancora con la Moto2, una salita che, come vi ho detto in precedenza, misura 5 km 500 metri con un dislivello di 372 metri, la pendenza media del 7, la pendenza massima è del 18%. Risaliamo in questo spettacolare scenario che è la salita del Barbotto, risaliamo mano a mano le posizioni. Come vedete si fatica al passaggio dal Barbotto. Continuiamo a vedere le immagini di coloro che stanno affrontando la Nove Colli con lo spirito giusto, con lo spirito che hanno scelto anche gli organizzatori, solo per passione. È l'hashtag di questa grande manifestazione, di questa grande giornata di sport, di ciclismo, di amicizia, di passione vera verso le due ruote, di passione vera verso un paesaggio, uno sport che regala un forte contatto con la natura come quello del ciclismo. Nel frattempo si susseguono i passaggi alla GPM del Barbotto, tra non molto gli atleti
affronteranno la divisione dei percorsi, quindi entreremo nel vivo del percorso lungo di questa 9 colli. Corre il pubblico sul traguardo dove per il momento ha smesso di piovere. Noi stiamo per seguire le battute conclusive della prova del percorso lungo. Ancora i 7 uomini al comando che stanno per entrare nel territorio comunale di Cesenatico, eccoli inquadrati ormai in vista del gran finale, ed allora andiamo a ricordare i loro nomi: Stefano Cecchini, Francesco Cipolletta, Hubert Chris, Alessandro Bertuola, Igor Zanetti, Andrea Gallo e Giovanni Nucera. Sono i 7 cavalieri che si contenderanno il successo in questa edizione della 9 colli. Si entra nel lungomare di Cesenatico, ormai imminente l'epilogo, ormai imminente la prova finale. Si sta per concludere la prova del percorso lungo, 205 km per una manifestazione che non smette di regalare grandi sorprese, grandi emozioni. Ancora 2 curve, questa la penultima e poi l'ultima curva, eccola qua. Stiamo per entrare nel rettilineo finale, la svolta a sinistra, folto pubblico sul traguardo ad accogliere la battaglia per il successo nel percorso lungo della Regina delle Gran Fondo, la 9 colli, ormai all'epilogo. Lanciato lo sprint lunghissimo di Igor Zanetti, prova a rinvenire Hubert Chris, ma la volata è lunghissima di Zanetti, che continua a mantenere la testa della corsa. Ancora Zanetti al comando, si volta, continua a spingere Zanetti, ed è Igor Zanetti che va a vincere la prova del percorso lungo della 9 colli. Cannondale Gobbi FSA la sua formazione, seconda posizione per Hubert Jacket Chris della Bagarre ciclistica, terza posizione per Andrea Gallo del Pedala Sport Canale, quarto è Giovanni Nucera della Cavallino Specialized, quinto Francesco Cipolletta del Team Promotech, sesta posizione per Alessandro Bertuola della Cicli Copparo, settimo è Cecchini della Bagarre, ottavo è Tiziano Lombardi, Legend Factory, nono Alessandro Nanni. Intanto vedete il presidente del gruppo ciclistico Fausto Coppi che consegna il trofeo a Igor Zanetti. Decima posizione per Davide D'Angelo. Ricordiamo anche l'epilogo della prova del percorso lungo per quanto riguarda le ragazze, la vittoria di Claudia Gentili del team Giletti davanti a Maria Cristina Prati del team del capitano, terza posizione per Stefania Lovati del gruppo sportivo Sportissimo. Seguono Bandini, Del Bono, Piancastelli, De Iulis, Casadei, Cinel, Salvi e Rab. Questo invece è il contorno e lo spettacolo della 9 colli, non solo ciclismo, intrattenimento, passione e tanta voglia di stare insieme, perché è una festa questa, è la pasta party più grande del mondo, il ristorante più grande del mondo, quello della 9 colli, dove tutti i ciclisti quando hanno finito si fermano, ed allora con le immagini del nostro drone che vola sopra questo spettacolare scenario, sopra questo grande gruppo di ciclisti che al termine del percorso lungo e medio della 9 colli si ferma di fronte alla colonia Agip di Cesenatico per il pasta party della 9 colli, lo sguardo verso il mare e la consapevolezza di aver pedalato nel gran fondo più importante d'Italia. La vittoria è ancora di Igor Zanetti a braccia alzate sul percorso della 9 colli. Matteo, una splendida vittoria nella 9 colli più epica di sempre. Sì, sicuramente un'edizione veramente funestata da maltempo, condizioni al limite veramente estreme, grande freddo, grandi rischi nelle discese e mai un calo di concentrazione era ammesso durante una giornata del genere. Abbiamo dovuto sempre rimanere concentrati al massimo perché la tensione era tanta, i rischi anche, e l'errore era sempre dietro l'angolo. E soprattutto quando sono rimasto da solo dopo l'attacco sul barbotto ho dovuto mantenere il più alto possibile la concentrazione perché bastava veramente pochissimo per buttare all'aria tutti i sacrifici fatti, tutti gli sforzi fatti fino lì. Però sono riuscito ad accumulare un buon margine di vantaggio sul Viglione e gli ultimi chilometri li ho fatti abbastanza in tranquillità e sono contento davvero perché
bissare un successo su questo arrivo è anche fortuna, vuol dire essere in condizione, vuol dire allenarsi, vuol dire... Io dico sempre, non si può vincere 2 volte al Superenalotto, però quest'anno è un po' come aver vinto per la seconda volta al Superenalotto, perché è una bella emozione. Igor, ieri l'avevamo detto, tu potevi essere uno di quelli che arrivavano davanti, meglio di così non poteva andare in una giornata da tregenda, ciclismo eroico. Bah, ieri mi hai portato fortuna, hai detto che potevo essere uno che poteva vincere, diciamo l'anno scorso secondo, quest'anno ho voluto tenere duro perché comunque la giornata non era buona, comunque non era buona né per me né per gli avversari e abbiamo tenuto duro e è andata bene, allo sprint ho avuto la meglio, quindi contentissimo. Igor, non ci sei solo tu, ci sono 13.000 persone che hanno pedalato dietro di te, che emozione! Ma sì, come dicevo prima, è un paese che si muove, tantissima gente e se non si corre, se non si viene qui a Cesenatico non si può capire che cos'è questa manifestazione, è stupenda. Una dedica per questa vittoria davvero speciale? Ma come ho detto prima la dedico soprattutto a Marco e a Maurizio, i nostri presidenti, e comunque a tutta la squadra, perché comunque oggi abbiamo corso da squadra, sia Elettrico, Lombardi, dopo logicamente Morrone, Boscaini, Gerarduzzi, tutti quanti, chi poco chi tanto, però quello che avevano l'hanno dato e sono contentissimo di averli ripagati comunque con il successo. Ben rientrati in studio amici sportivi, amici di Scratch, insomma noi siamo stati contenti Presidente di essere stati con voi in questa giornata. La pioggia non ci ha bagnato perché il cuore era pieno veramente di grandi emozioni. Prossimo anno? Quando è che aprite le iscrizioni? Solitamente sempre nei primi giorni di novembre, comunque adesso ci ritroveremo la prossima settimana proprio per raccogliere le idee, per cercare di vedere noi che dall'interno abbiamo visto qualche sbavatura di migliorare per il prossimo anno e poi subito ragionare per il 2016 e quindi primi di novembre inizieremo con le iscrizioni e appena possibile daremo la comunicazione quale sarà il giorno preciso e ci vediamo il 22 maggio 2016. Andrea, invece lui dice i primi giorni. Insomma, sei un comunicatore, i primi minuti di novembre, di qualsiasi giorno sia. No, assolutamente, come diceva il Presidente, è una macchina comunque complessa, anche se ben oleata, è una macchina molto complessa da rimettere in moto, vanno valutati tantissimi aspetti, è uso comune fare riunioni post manifestazione per valutare tutti gli aspetti positivi e negativi, cercando di migliorare sempre di più, questo è il nostro obiettivo. Arrigo, lei che ha qualche anno in più di questi ragazzi, se la ricordava una giornata così tremenda in altre partecipazioni? Non è mai successo, io le ho fatte tutte, da ciclista, da organizzatore eccetera, però 4 giorni di seguito così, anche con freddo, mai successo. Però non abbiamo sentito nulla. Per quanto riguarda lei, Roberto Sgalla, il titolo che darebbe al suo giornale dovesse intitolare questa gara di oggi? Il motto della Nove Colli, solo per passione. Grandissimo. Beh, insomma, per Scratch è proprio tutto. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Chi avesse il piacere di seguirci anche lunedì sera alle ore 20 sul canale Italia 159 con o bianco o nero. Comunque questa Nove Colli a me mi ha fatto veramente impazzire. Voglio ricordare ancora una volta un'altra Gran Fondo che ha bisogno di essere aiutata ed è la Gran Fondo della Storica che ripercorrerà tutti i luoghi della grande guerra del Veneto, compreso il Monte Grappa. Per questa puntata è tutti, buonasera a tutti, grazie. Grazie. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.